Buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria dei nostri notiziari in attesa della consueta conferenza stampa con il governatore Luca Zaia nell'unità di crisi di Marghera. In primo piano la visita ieri di Salvini a Verona, dove ha suggellato la terza candidatura del presidente Luca Zaia. Oggi invece Matteo Salvini si trova a Vicenza e ci colleghiamo subito telefonicamente con la nostra Gabriella Basso che sta seguendo Matteo Salvini appunto nella città berica. Gabriella. Sì. Pronto, buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te Daniela. Qui a Vicenza, ai chiostri di Santa Corona, è arrivato prestissimo, verso le 9 del mattino, era già qua Matteo Salvini, il leader della Lega, per incontrare quelle che sono un po' le forze sociali del territorio, le forze economiche. Ha incontrato gli agricoltori, ha incontrato il mondo della scuola, ha incontrato i sindaci dei comuni vicentini, ha incontrato anche la rappresentanza delle guardie penitenziarie del carcere San Pio X di Vicenza. Un incontro in cui praticamente hanno espresso quelle che sono un po' le problematiche, i timori che sempre più stanno annuvolando il cielo sopra Vicenza, ma soprattutto in tutta Italia. Ecco, Salvini tra l'altro ha, come tu hai già detto, suggellato già a Verona la candidatura di Luca Zaia a presidente, l'altro mandato di presidente Luca Zaia alla Regione Veneto. Qui ha ribadito il concetto, ha detto non c'è neanche campagna elettorale, praticamente la questione è chiusa, Zaia continuerà praticamente il suo mandato da presidente per quanto riguarda la Lega ovviamente, e quindi non c'è storia a suo avviso. Pronto, mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo, sì Gabriella. Sì, ecco, stavo dicendo, non so se avete sentito appunto che non c'è storia, insomma anche qui ha ribadito che la candidatura di Zaia non è neanche da mettere in discussione, anzi non c'è proprio neanche campagna elettorale, nel senso che è il governatore più amato del paese e quindi continuerà nella sua attività, questo per il pensiero della Lega. Diciamo poi anche che da Vicenza si porta a Roma il modello scuola a Vicenza, perché qui è sono praticamente l'assessora alla pubblica istruzione è riuscita ad aprire sia le materne che gli asili nido e anche a far partire i centri estivi e quindi dice mentre l'Azzolina, la ministra, è ferma, non si muove, il governo non decide, qui a Vicenza si sta già lavorando in prospettiva anche di quella che sarà l'apertura a settembre. Il modello Vicenza lo porterò a Roma la ministra. Grazie davvero, grazie Gabriella. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Dunque avete sentito Matteo Salvini che si trova in questo momento a Vicenza, ma io vedo subito sullo schermo, quindi chiedo alla regia di mandarlo subito in onda, ecco il sottosegretario all'interno Achille Variati, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, abbiamo seguito un po' la visita di Matteo Salvini prima a Verona, oggi lì a Vicenza, però con lei vorrei parlare della situazione un attimo magari della caserma Serena. Lei ne abbiamo già parlato magari nelle scorse edizioni, però insomma un clima che continua a essere abbastanza teso. Sabato ci sono stati altri fatti insomma difficili, una situazione che continua ad essere, possiamo definirla esplosiva comunque. Non so se sia una situazione esplosiva, però è una struttura che così com'è, accogliendo mi pare 313 stranieri, non è la struttura migliore in assoluto, no? Perché da sempre diciamo che le strutture di accoglienza, anche provvisoria, fin tanto che questi stranieri dalle competenti autorità non avranno il permesso di rimanere o l'invito ad andarsene, perché non hanno i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno nel nostro paese, le piccole strutture funzionano molto meglio, perché mettere insieme 300 persone, donne, uomini, nazionalità diverse, religioni diverse, usi e costumi diversi, è di per sé, no, un elemento esplosivo. Grazie al lavoro fatto dalla cooperativa, da tutti coloro che hanno aiutato, anche dagli stessi sindaci, nei mesi scorsi le cose erano andate francamente piuttosto bene.
Poi nel momento in cui a queste persone viene certificato che, essendoci stato un caso di un positivo tra loro e un operatore positivo, devono per forza fare una quarantena, cioè restare chiusi lì dentro in 300, insomma è ovvio che non c'è discussione, così è e così dovrà essere. La quarantena bisogna farla nell'interesse loro e poi nell'interesse di tutta la comunità, però non è il massimo. E quindi la tensione, è ovvio, è la struttura che non va bene, è la struttura che va chiusa. Questo è il punto. Però io, con estrema chiarezza, come sono abituato a fare, ho sempre detto che noi qui a livello dello Stato, consapevoli di questo, siamo pronti attraverso la prefettura di Treviso ad adottare un meccanismo progressivo di svuotamento fino ad arrivare anche alla chiusura della struttura, a una condizione: che il territorio, in particolare i sindaci, collaborino nel consentirci di fare piccole comunità in cui verrebbero, diciamo, diffusi nel territorio queste persone, perché non è che le possiamo buttare in strada, no? Non le possiamo uccidere, non le possiamo scaricare su altri territori. Dobbiamo adottare i meccanismi che hanno fatto anche in altri territori, compresa la mia Vicenza, voglio dire, dove sono stato sindaco per tanti anni e so quello che dico. E anche lì avevamo delle strutture piuttosto pesanti che ho voluto che si chiudessero, dando il consenso a piccole strutture diffuse nel territorio. Ecco, il futuro è quello. Io vorrei molto lavorare per la chiusura della caserma e l'apertura però di piccoli centri diffusi nel territorio, assistiti dalle cooperative, per il tempo necessario per chiudere le pratiche di questi immigrati. Senta, come tempistica, insomma, vista la situazione, secondo lei potrebbe essere una cosa che potrebbe accadere in un prossimo futuro oppure bisognerà attendere? Appunto, dipende dalla disponibilità del territorio, lo ripeto, perché senza l'ok del territorio non si fa niente, sia ben chiaro, non va imposto niente ai sindaci e al territorio. Quindi io penso che in prefettura potrà esserci un vertice quanto prima, se fosse necessario mi metto anche a disposizione, però c'è già il prefetto che sa bene come operare e parliamoci, tutto qua. Senta, cambiando discorso, parliamo degli stati generali, insomma, in corso in questi giorni. Gli obiettivi, vogliamo ricordarli? Ma guardi, io prima ho visto Salvini e avete riportato la cronaca della sua visita a Verona, della sua visita a Vicenza. Ovviamente ha detto una serie di banalità, ad esempio, ovvio, il candidato della Lega è Zaia, non occorreva che Salvini venisse nel Veneto per dirlo, no? Lui poi ha tutto l'interesse di bloccare Zaia nel Veneto perché non vuole avere ovviamente dei competitors a livello nazionale suoi, no? Dove lui vuole fare il capo indiscusso. Non mi piace l'affermazione però che ha fatto, non so se da Vicenza o da Verona, quando lui dice: ma che campagna elettorale, non c'è neanche campagna elettorale. No, questo disprezzo verso le idee degli altri è sempre sbagliato. Che Zaia sia forte è ovvio, che Zaia sia avvantaggiato rispetto a qualsiasi altro possibile candidato alla presidenza della regione è un'altra cosa ovvia, ma non è ovvio che non si faccia campagna elettorale, che non ci sia un confronto di idee, perché nessuno, neanche Zaia, sa tutto, è perfetto, no? Ognuno di noi ha i suoi limiti, le sue criticità, ed è giusto che altri, come dire, abbiano un contraddittorio. Cresce la democrazia, nascono idee nuove. Non mi piace questo modo violento, tutto sommato con le parole, di dire così è e non c'è bisogno di niente, gli altri sono una nullità. Non è così e spero che Zaia non segua queste indicazioni di Salvini. Peraltro Salvini, invece di essere a Roma per discutere su come sarebbe opportuno che questo governo
in vista anche di un governo che verrà, e per l'Italia si debbano spendere al meglio i quattrini per il rilancio del Paese sui sei grandi capitoli, imprese e lavoro, che sono i motori, le imprese sono i motori dell'economia. Non dobbiamo sbagliare gli aiuti alle imprese per il loro rilancio, le infrastrutture e l'ambiente, che sono il volano per il rilancio, no? E quindi tra le infrastrutture la necessità di semplificare le procedure, perché in questo Paese le grandi infrastrutture hanno bisogno, per essere realizzate, di almeno 15 anni e le infrastrutture minori non meno di 3. Sono cose assurde che dobbiamo cercare insieme, maggioranza e opposizione, di cambiare per il bene del Paese. Il turismo, che è il brand del nostro Paese, la pubblica amministrazione, che deve essere alleata delle imprese, e anche qui come possiamo mettere i nostri comuni, le nostre province, le stesse regioni nella migliore delle condizioni perché possono essere dei volani positivi. L'istruzione e la ricerca, che sono, diciamo, la chiave del futuro, no? E poi le famiglie e gli individui, per fare in modo che ci sia una società la più equa possibile, in cui nessuno resti proprio indietro. Ecco, anzi, invece di essere lì a discutere di queste cose, fa le solite campagnette elettorali per sentire Tizio, Caio, Sempronio, farsi fare i selfie a Vicenza piuttosto che a Verona. Va bene, mi sembra un atteggiamento irresponsabile, se posso dire la mia. Certo, senta, io vorrei tornare un attimo, se lei è d'accordo, sugli stati generali, insomma, che sono adesso si stanno svolgendo in questi giorni. Ieri poi l'incontro con i comuni, le regioni e le province. Qual è? Gli obiettivi, li vogliamo ricordare proprio un attimo? Gli obiettivi sono quei 6 punti di cui ho parlato nel mio intervento precedente. Però bisogna stare molto attenti che, al di là, la chiave del successo di questa settimana o dell'insuccesso sarà: si riesce a uscire in modo molto pratico, non con 1000 obiettivi, che poi i 1000 obiettivi non si riescono mai a realizzare, no? 1000, ma con alcuni obiettivi concordati, pratici, di sostegno forte alle imprese, all'economia e allo sviluppo. Tutto qui, cioè perché tutti hanno 1000 idee. Adesso ci si sta confrontando anche in queste ore, anche oggi, in questo momento ci stanno i commercianti, poi insomma sarà il turno degli industriali. Gli industriali dicono: ma noi portiamo delle idee nostre, perfetto, purché alla fine, questo è l'obiettivo, si esca con alcuni punti chiari, pratici, realizzabili, su cui si punterà nei prossimi mesi e su cui spenderemo i quattrini, anche quelli che arriveranno dall'Europa. Se invece questi stati generali cosiddetti si trasformano in una grande chiacchierata, per cui poi si esce con 1000 obiettivi, va bene, saranno stati un fallimento. Io spero invece che siano un successo. Senta, noi ieri abbiamo fatto un sondaggio proprio sugli stati generali, chiedendo ai telespettatori se secondo loro sono la svolta per riforme profonde. Non so se la regia riesce a mandarci in onda, perché l'esito poi lo abbiamo dato nel corso della trasmissione di ieri sera a Ring. Se poi la regia mandarci in onda un attimo, che così la commentiamo insieme. Il risultato, eccolo qui, il 9,1 mi scusi per cento dice sì, il 90,9 per cento invece dice di no, che secondo loro quindi non sono la svolta per le riforme. Secondo lei che cos'è che non è andata? Spero si sbaglino. D'altra parte, sa, i cittadini delusi da tante cose, amareggiati, colpiti da un periodo che non ha precedenti, non è che possono avere un grande entusiasmo per dire certo, si trovano a Roma e risolveranno tutti i problemi. C'è una sostanziale logica, vorrei dire quasi
atteggiamento di lontananza, no? Ma lo si capisce. Però spero che si sbaglino e che invece, perché veda, nel momento in cui abbiamo la disponibilità di varie centinaia di miliardi, il fatto che il governo non si sia chiuso nelle proprie stanze a dire decido io, faccio io le priorità, ma abbia voluto sentire, perché quei soldi non sono del governo, sono dell'Italia, e l'Italia è fatta da tutti noi, dai pensionati piuttosto che dai lavoratori, dagli imprenditori, agli insegnanti, cioè è la nostra società complessa com'è. Quei soldi sono della società. Come fare per non sbagliare ad investirli? Sentire gli altri e sentirli, come dicevo prima, in modo pratico. Quindi la diffidenza che nasce dal vostro sondaggio è comprensibile. Spero invece che nel concreto, ripeto, fra una settimana potremmo sentire il Presidente Conte che dice: io, avendo sentito tutti, ritengo che queste siano le linee prioritarie del grande intervento. E attenzione, perché poi c'è qualcuno che va dicendo in giro che il governo non ha fatto niente, che i soldi non sono arrivati, che la cassa integrazione non l'ha vista nessuno, che la liquidità alle imprese non l'ha vista nessuno. No, queste sono sciocchezze, non è così. E noi abbiamo i dati in mano che dicono invece quanti soldi sono arrivati nella cassa integrazione guadagni ai lavoratori. I lavoratori, ad esempio, del turismo, che sono tra quelli più maledettamente colpiti, alberghi, eccetera, potranno continuare la cassa integrazione guadagni, cosa che non era, e le imprese stanno acquisendo liquidità da parte dello Stato. Quindi non è che siamo fermi. Ovvio, vorrei capire chi sarebbe stato un mago eccezionale nel fare cose migliori rispetto a ciò che si è fatto in un periodo, ripeto, il più terribile dal dopoguerra. E quindi io mi auguro che quel sondaggio comprensibile dei cittadini però alla fine sia sbagliato. La ringrazio, grazie davvero. So che oggi lei ha un appuntamento importante fra qualche minuto. Infatti qui c'è un lavoro molto forte, io sono un veneto e sono abituato a rimboccarmi le maniche, qui lavoro molto e spero che questo lavoro, per quanto piccolo possa essere quello di un semplice sottosegretario, possa risultare utile al Paese e anche e soprattutto alle nostre comunità venete. Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Arrivederci ancora. Grazie, arrivederci. Dunque, insomma, avete sentito il sottosegretario all'interno Achille Variati, ma adesso ci colleghiamo perché la vedo già alle mie spalle, eccola qui, la nostra Ilaria Marchiori che si trova a Marghera in attesa proprio della conferenza poi stampa del governatore Zaia. Ilaria, a te la parola. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui in attesa dell'inizio della conferenza stampa quotidiana del Presidente Zaia. Oggi insieme a lui ci sarà, lo vedete qui in mia compagnia, l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Giuseppe Pan, perché verrà presentato il piano di rilancio dell'agricoltura. Vero Assessore? Innanzitutto benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sì, oggi abbiamo l'opportunità anche noi del primario reparto che comunque non si è mai fermato durante questo periodo del CODV, ma che comunque anche ha subito naturalmente insieme a tanti reparti economici poi le restrizioni dovute al minor turismo, alla chiusura dei ristoranti, dei confini, comunque della logistica, anche riduzioni di alcune filiere fino al 50, 60, 70% o addirittura alcune azzerate come l'agriturismo. Siamo qui a presentare tutta una serie di investimenti, un piano di investimenti che il primario farà per la
liquidità sia per l'agricoltura che per la pesca per circa 130 milioni. Ecco, una cifra importante, Assessore, tra l'altro un settore che non solo è stato colpito da questi mesi di isolamento, di mancato lavoro, ma anche dal maltempo poi. Sì, noi siamo abituati da anni a subire i cambiamenti climatici, ormai vediamo che in questi giorni le piovosità si sono concentrate sempre di più, soprattutto nelle zone montane, magari invece soffriamo quella siccità proprio intorno al delta del Po, quindi magari è piovuto moltissimo in montagna, sulla pedemontana, ma invece sulle pianure, ahimè, non proprio come ce l'aspettavamo, e quindi noi siamo abituati alle emergenze, le stiamo affrontando come abbiamo affrontato Vaia, come abbiamo affrontato le trombe d'aria, le alluvioni, le mareggiate, e poi anche il mondo della pesca, che rappresento 3.500 imprese sono state ferme per lungo periodo dovuto appunto a queste problematiche, quindi presentiamo un piano di rilancio anche per loro. Tra l'altro io sono qui anche a ringraziare tutto il comparto, sia del primario sia del mondo della pesca, della caccia, dei consorzi di bonifica, delle mie deleghe, perché hanno comunque fatto riscoprire agli italiani, ai veneti, anche le ricette della nonna. Siamo restati più a casa, abbiamo consumato prodotti della nostra terra e grazie agli agricoltori sono arrivati sempre gli scaffali pieni sui nostri supermercati. Assessore, la nostra, e poi la lascio andare perché so che si deve preparare, la nostra è una regione che resiste sempre, comunque, nonostante tutto. Noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro. Grazie Assessore, la lascio andare, la libero. Ringraziamo l'Assessore Panna, che comunque ritroveremo a brevissimo all'inizio della conferenza stampa del Governatore Zaia, perché ci presenterà questo piano nei dettagli. Invece io mi prendo qualche altro minuto per dare delle notizie che arrivano dal veneziano, perché ci sono alcuni nuovi casi di positività al coronavirus. Uno di questi è un calciatore del Venezia, questo l'ha comunicato proprio ieri sera la società, e dunque l'intera squadra ha interrotto da subito gli allenamenti proprio a partire da ieri sera ed è stata posta in isolamento fiduciario. Dopodiché è stato effettuato un nuovo ciclo di screening, ovvero il sesto in totale, per verificare se ci siano stati altri contagi, e i risultati sono arrivati proprio questa mattina, portando buone notizie, perché è stata confermata la positività di un unico calciatore, mentre tutti gli altri test che sono stati effettuati sui giocatori, sullo staff tecnico e il gruppo comunque di squadra hanno dato esito negativo, e quindi la società ha comunicato di essere in attesa di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi della società. Dunque una notizia di positività, però la buona notizia è che gli altri calciatori del Venezia e comunque tutto lo staff sono risultati negativi agli screening e ai tamponi. Dunque questo sta a dimostrare che tutte le misure, tutte le precauzioni che si stanno prendendo, si continuano a mettere in campo e si continuerà a fare, danno i loro frutti e danno il loro esito. Se non ci sono altre domande dallo studio, io restituisco la linea. Grazie davvero Ilaria, grazie, buon lavoro. Aspettiamo insomma la conferenza stampa del Presidente Zaia intorno alle 12:30, lo sapete, dovrebbe appunto, come ci ha annunciato in questo momento Ilaria Marchiori, essere presentato, perché è pronto il piano per l'agricoltura. Ora, se la regia riesce a seguirmi, mi sposterei a Padova, perché ieri ne avevamo parlato, anzi no, c'è la pubblicità, quindi quando torniamo in studio abbiamo parlato comunque ieri anche con il sindaco di Abano Terme, insomma una situazione comunque alle terme ancora difficile, ne parliamo magari subito dopo la pubblicità.